Buongiorno a tutti amici azzurri, è sempre Forza Napoli, voglio sempre comunque e dovunque, perché tutto il resto è sempre Munnizz. Buona domenica a tutti amici belli. Allora voglio, purtroppo non è nemmeno incominciato il campionato, è già sta nazionale, rompe le palle, scusate la parola ma va a dice, rompe proprio le palle, perché non si può, come appena comincia il campionato c'è sta la nazionale, non esiste, poi la nazionale chi avrà e parrucchino dopato si chiede. Vabbè, certo che sto parrucchino dopato, sta nazionale ha fatto un poco, però si sta sempre a vedere. Anche se sono convinto che con parrucchino dopato, secondo me vinciamo gli europei. Volete sapere perché? Ma non perché è forte parrucchino dopato, è perché chi l'ha dopato proprio a Rua c'è sta corruzione e si vince. Se volete mettere qualcosa di scommesso, oggi quando ne abbiamo? 7 settembre, agli europei ci mancano 2 anni, vi faccio vedere che agli europei, il 2016, gli europei e vince la nazionale, con parrucchino dopo. Se vogliamo mettere una scommessa, conservatevi questo video e poi vi faccio vedere. E allora se è così, mangerà proprio la palla a nudo. Proprio la palla a nudo, perché non c'è sta spiegazione. Ma oramai non siamo inguaiati in Italia, stiamo inguaiati, siamo rovinati. Comunque, bando alle chiacchiere, mannaggia Uriolo, sta nazionale è proprio noiosa. Mi sento tutto sfastidiato perché quando non c'è sto Napoli, a Rummenigge è senza senso né sapore, è inzepata, come si dice a Napoli, è senza sale. Comunque ragazzi, io voglio ricordare una cosa e voglio dire una cosa ai tanti miei amici azzurri e tifosi che amano questi colori qua. Ragazzi, io sono il primo a dire che il mercato del Napoli quest'anno non mi è piaciuto tanto, non mi è proprio piaciuto. Però io prima di giudicare sono abituato a vedere prima i fatti e poi a giudicare. Allora, io faccio una promessa. Io fino a dicembre-gennaio, fino al prossimo calciomercato che si farà a gennaio, io non dirò niente, starò solo a guardare. Però, se le cose non andrebbero bene per gli acquisti che ha fatto il Napoli, mi schiero dalla parte di chi critica il presidente, allora, perché fino adesso sono stato sempre moderato nei confronti del presidente. A gennaio, se vedo cose negative, cose che ne dubito, perché sono molto fiducioso, allora è guerra su tutti i fronti. Diventerò anche io un anti De Laurentiis, ve l'ho promesso, è la mia parola a schifa vichingo Rubentini, perché sinceramente se sarà così, perché poi ho visto parecchie dichiarazioni anche di De Laurentiis e io sempre a ingoiare muto, parecchie dichiarazioni di De Laurentiis dice quest'anno se il rientro per i bilanci non è stato molto, perché comunque non siamo riusciti nemmeno a qualificarci per la Champions League e ci abbiamo 35 milioni di euro che non sono entrati in cassa. Ma io voglio dire solo una cosa, poi non dico più. Grandissima lode sul Suso, perché mamma dice grandissima lode. E beh, si arrivavano i soldi disponibili, ma dimmi una cosa a me, no? Quello che voglio capire, niente di meno, hanno preso i soldi per la qualificazione, come si chiama? E tutti i soldi che noi abbiamo portato fino a mo'. Se non ti trasano i soldi tu non accatti, com'è?
Non mi dire che vai a bilancio sempre a sotto, perché con noi napoletani ci vai sempre a vincere e mai a perdere, mai. Perciò alla fine non sparate cazzate, signor Presidente, non sparate cazzate. Voi volete fare tanto il filosofo, volete fare, non sparate cazzate sinceramente, perché sta cosa qua, la presa per il culo, scusate la parola, ma ormai è già abbastanza. Allora è meglio che se stai zitto fai più bella figura, per i gusti miei. Se stai zitto, perché sinceramente a dire la qualificazione in Champions non è arrivata e non sono entrati 35 milioni di euro. È normale che non è arrivato, ma come il mio qua ci entro campo ancora con Gargano, con chi là, come si chiama, mi ha per piacere. È normale che non mi passato a difesa, come il mio qua con Britos a difesa, è normale, tu aspetta che passa prima la Champions. Essere fortunati con quella squadra, che la difesa è merda che teniamo, e poi roba siete trase nei soldi a capo. No, Presidente, i soldi, t'hanno portato già, ma sullo spende, sono passati 10 anni, riesci, io, con i miei tifosi azzurri, che le chiamano sti colori qua, che tu secondo il mio avviso sto vedendo che tentenni non li ami tu questi colori, stai tirando troppa corda, troppo la corda. Quindi, mo finisce il mio discorso qua, lo finisco qua, non vado oltre perché già ho parlato abbastanza. Mo mi siedo e guardo, osservo e vedo il mio Napoli, la mia fede, il mio amore, cosa combina fino a Genova. Se questi nuovi acquisti sono da Napoli oppure no. Perché se non sono da Napoli, sta ben certo che sicuro, state ben certo che sicuro che io diventerò un anti-De Laurentiis, dichiarato. E non ve ne venite sempre con la solita frase, stavate nella Serie C, che avete vinto, se ci hai preso, non per guadagnare su, è pure per vincere, niente da sta capoccia. Perciò passo e chiudo. Adesso di nuovo auguro una buona domenica a tutti gli amici miei azzurri, e sempre forza Napoli, perché tutto rete è munnezza e si chiede. Ciao belli e forza Napoli.